Sindaco di Taglio di Po, Francesco Siviero, la situazione del Po e se c'è preoccupazioni per il territorio di Tagliolese. La situazione per il momento è monitorata come succede ogni anno in caso di piena. Questa mattina abbiamo attivato per scrupolo il COC, il centro operativo comunale, insomma l'ente di coordinamento in caso di emergenze sul nostro territorio, come dicevo più per scrupolo che non per una reale necessità, in quanto è l'ente che propedeutico per coordinare tutti gli interventi in fase di emergenza. Come dicevo, teniamo monitorata la situazione in collaborazione con gli altri enti sul territorio, però per il momento non si segnalano particolari criticità. La perturbazione che ci interessa sembra stia in questo momento passando, però prevede peggioramenti su domani e anche su sabato. Comunque per il momento teniamo tutto sotto controllo, nel caso ci dovessero essere delle problematiche particolari avviseremo tempestivamente.